buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Antimafia, 16 arresti nell'operazione Fenice, la produzione e commercializzazione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli a Vittoria era un affare del clan Greco. Palermo, spaccio di cocaina e hashish su Telegram, è la nuova frontiera dello smercio di droga nel capoluogo. Pagamenti in Bitcoin o PayPal, consegne a domicilio 24 ore su 24. Politica, Fratelli d'Italia rivendica il primato tra i partiti in Sicilia nonostante le percentuali a vantaggio di Forza Italia. Il partito della Meloni lavora per una riorganizzazione regionale, si va verso un coordinamento unico. Nel PD l'effetto Elli non varca lo stretto. Nella quartiere Albergheria di Palermo i rifiuti si accumulano su strade e marciapiedi ormai da settimane. Residenti barricati in casa per evitare che topi e scarafaggi entrino nelle abitazioni. A Palermo una disabile è rimasta bloccata 2 ore prima di poter votare. Il seggio si trovava ai piani alti, l'ascensore non c'era. Per esercitare il suo diritto a piano terra le hanno chiesto un documento che dimostrasse la sua condizione. In carrozzina ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria di para powerlifting. Oggi punta a superarsi nel para-triathlon. È la storia di Alessandro Laterra. Catania ha chiuso al traffico un tratto della circonvallazione, inevitabili rallentamenti in direzione Mister Bianco. A Siracusa malumori tra gli automobilisti per lo stop ai parcheggi sul lungomare di Ortigia. Calcio, il Catania a un passo da Mimmo Toscano, il tecnico attende la buonuscita del Cesena per poi legarsi al club di Pelligra. In bilico il futuro di molti giocatori. Bentrovati. Antimafia, il settore della produzione e commercializzazione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli a Vittoria era un affare del clan Greco. 16 arresti nell'operazione Fenice. Luca Ciliberti. Interessi milionari nel packaging dell'ortofrutta a Vittoria, estorsioni, minacce e controllo del mercato della droga, tutto in mano alla famiglia Greco diventata negli anni organica Cosa Nostra. L'operazione Fenice, condotta dai carabinieri di Ragusa e dai finanzieri di Catania, ha portato all'arresto di 16 persone. Un lungo lavoro degli investigatori cominciato nel 2016 e condotto fino al 2023 che ha ricostruito gli affari del clan capeggiato da Elio Greco e delineando i ruoli nel tempo assunti dagli altri indagati durante il suo periodo di detenzione. Tra i destinatari c'è Gaetano Valenti, nominato referente pro tempore del clan. Greco comandava anche da casa, dove era ai domiciliari dal 2021, usandola come base logistica anche per incontri con i vertici di altre cosche, inclusi i Santa Paola e gli Ercolano di Catania, i Nardo di Lentini e i Rinzivillo di Gela. I figli di Greco si sarebbero imposti come intermediari, bypassando di fatto il provvedimento di sequestro di beni e disponibilità del valore complessivo di 35 milioni emesso dal Tribunale di Catania a carico del padre e della sua ditta, la Vittoria PAC SRL. Sì, Emanuele Greco, detto Elio, riesce ad avviare comunque un'attività nel commercio del packaging grazie anche a una serie di relazioni che lui intraprende con alcuni altri imprenditori sempre del settore conniventi che gli consentono comunque di gestire il proprio commercio da una parte oppure di porsi come broker tra questi imprenditori e gli eventuali acquirenti. Resta sempre il packaging uno degli affari d'oro, diciamo, della criminalità in quel territorio? Assolutamente sì, come sappiamo l'economia di quel territorio è molto legata al settore ortofrutticolo e pertanto poi tutto l'indotto che ruota intorno al settore ortofrutticolo è fonte di grossi guadagni. I militari delle Fiamme Gialle dei Carabinieri hanno documentato una collusione tra imprese attive nella commercializzazione di prodotti petroliferi che, grazie ai rapporti con Greco, sarebbero riuscite ad approvvigionarsi di carburante di provenienza illecita, così accrescendo il proprio giro d'affari e potendo contare su una competitività derivante dai carburanti a basso costo.
Spaccio di cocaina e hashish su Telegram, la nuova frontiera dello spaccio a Palermo, pagamenti in Bitcoin o PayPal, consegne a domicilio 24 ore su 24. Marco Gullà. Come ordinare una pizza o un pollo allo spiedo. Basta digitare le parole giuste su Telegram e così la droga arriva anche a domicilio e si può pagare tranquillamente con carta di credito o PayPal. La nuova frontiera dello spaccio a Palermo, come scrive il quotidiano Repubblica, viaggia su Telegram. Contatti virtuali, un canale interamente dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti, come vediamo da queste immagini. Ci sono prezzi e anche video con la cocaina in bella mostra. Coca al 96%, 1 grammo 80 euro, 3 grammi 240, 5 grammi 400 euro, 10 grammi 700, 25 grammi 1500 euro e per chi invece volesse 100 grammi il prezzo è di 4.000 euro. Basta cliccare sul nome del venditore e si apre un'altra chat pronta per le ordinazioni. Pagamenti inoltre anche in Bitcoin, consegne a domicilio, canali con oltre 3.000 iscritti. In qualsiasi ora del giorno si può ordinare la droga che si vuole, non solo cocaina e hashish, ma anche altre sostanze come la chetamina o le extra pillole. 10 costano 50 euro, 100 350 euro. I carabinieri di Patti, nel Messinese, hanno arrestato 3 persone, 2 in carcere, 1 ai domiciliari, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine è stata avviata l'anno scorso, subito dopo la denuncia di un uomo della zona che aveva dichiarato di essere stato minacciato pesantemente da ex datori di lavoro se non avesse annullato un'avvertenza nei loro confronti per mancati versamenti di contributi. La politica siciliana, tempo di reso dei conti nei partiti dopo le elezioni europee, non solo la questione rimpasto sì o no nella giunta Schifani, ma anche equilibri interni da rivedere, da Fratelli d'Italia fino al PD. Mario Viola. Non solo rimpasto all'orizzonte all'indomani delle elezioni europee nel governo Schifani e dunque nel centrodestra di governo in Sicilia. Il risultato cambia gli equilibri e crea amaretta anche all'interno dei singoli partiti e non soltanto nella maggioranza, e in particolare dentro Fratelli d'Italia da un lato e dentro il PD dall'altro. I 2 partiti schierati agli antipodi in Sicilia non hanno vinto le loro sfide interne alle coalizioni e adesso c'è chi pensa ad una revisione degli stessi equilibri interni a partire dalle segreterie. Per Fratelli d'Italia a parlare Manlio Messina, vice capogruppo alla Camera, ex assessore del governo Musumeci e meloniano di ferro. Messina affronta i temi dei rapporti con la coalizione, ma anche quelli interni al suo partito, e definisce una anomalia la doppia segreteria regionale fatta da un'anima palermitana e una catanese, anche alla luce del fatto che a Palermo FD è arrivato addirittura quarto. Bisogno di essere molto più incisivi, perché questo è quello che ci chiede il popolo siciliano, per cui non credo che ci saranno dinamiche diverse rispetto a quello che accade sempre. Poi magari ci sarà la necessità di un'organizzazione, io lo dico sempre, ma non ora dopo le europee, è una cosa che diciamo e che di fatto si discute già da un paio di anni, per esempio quello di unificare il coordinamento regionale. Nel PD invece l'effetto Elli non scende sotto lo stretto e il numero dei voti raccolti dal segretario nazionale non è tale da fare la differenza. A trainare il PD ci pensa invece il ritorno di Giuseppe Lupo, accantonato alle regionali di 2 anni fa ma tornato in auge. Una vittoria, la sua, che non vale soltanto il seggio alle europee, ma ridisegna anche proprio gli equilibri interni al partito, e il segretario Anthony Barbagallo dovrà tenerne conto all'interno e all'esterno della formazione e anche nel rapporto con il Movimento 5 Stelle. Nel quartiere Albergheria a Palermo i rifiuti si accumulano su strade e marciapiedi da settimane. Residenti barricati in casa per evitare che topi e scarafaggi entrino negli appartamenti. Marco Gullà. Nella mappa geografica dei rifiuti a Palermo il quartiere Albergheria conserva sempre una posizione di rilievo. Qui i rifiuti sono ormai parte strutturale delle strade e dei marciapiedi. I residenti sono rassegnati. Siamo a pochi metri dal mercato di Ballarò e i colori della frutta e della gastronomia palermitana vengono offuscati dall'immondizia che staziona per settimane e settimane. Siamo proprio nel cuore del quartiere Albergheria e come vedete insomma tantissimi rifiuti sono abbandonati sul ciglio del marciapiede. Qui tantissimi residenti devono barricarsi in casa
per evitare che topi e scarafaggi possano entrare appunto nelle loro abitazioni. Uno schifo completamente. Tutta Palermo, tutta piena di... ma poi non capisco, ma le persone si cambiano sempre materasse, io vedo tutta Palermo tutta piena di materasse, è uno schifo e mi piace che noi paghiamo la Tari, però i servizi non li fanno, perché? Perché, si chiede questo cittadino, in altre zone del capoluogo la RAP sta cercando di accelerare nella raccolta rifiuti, ma ovviamente a causa della mancanza di personale non riesce a fronteggiare in pieno l'emergenza. A Palermo, ancora, una disabile è rimasta bloccata 2 ore prima di poter votare. Il seggio si trovava ai piani alti e l'ascensore non c'era. Per esercitare il suo diritto a piano terra, le hanno chiesto un documento che dimostrasse la sua condizione. Vi raccontiamo l'incubo vissuto da Fabiola con Desiree Ferlito. Il seggio elettorale è al primo piano e una disabile rimane bloccata 2 ore per votare. È successa a Palermo a una ragazza di 20 anni costretta in carrozzina che ha vissuto un'odissea per esercitare il suo diritto al voto. Io ho aspettato 2 ore ed è stato comunque snervante perché oggi nel 2024 è assurdo che non si pensi a delle situazioni del genere, comunque che ci possono essere delle persone con difficoltà. Alla scuola Lombardo Radice di Corso Calatafimi però il seggio si trova ai piani superiori nell'istituto sprovvisto di ascensore. Ma non è tutto, come in una barzelletta quando la ragazza ha chiesto di poter votare al piano terra per evitare le scale, la risposta è stata disarmante. Dopo essermi stato detto che per votare in un altro seggio serviva un cartaceo della documentazione, una persona che conoscevo si è recata a casa, ha stampato questa documentazione e allora lì con il cartaceo in mano poi mi è stato permesso di votare. E Fabiola non è stata l'unica, pare che allo stesso seggio molti disabili siano stati costretti ad andare via per la mancanza del certificato cartaceo. Una scuola quindi con importanti barriere architettoniche sprovvista addirittura di una stampante. Dopo 2 ore di attesa e un rimando continuo di responsabilità, la disavventura si è conclusa solo grazie all'intervento di una persona che dopo aver assistito alla scena ha stampato il documento a casa ed è tornato al seggio. Fabiola è una promettente musicista e sogna di entrare in conservatorio, oltre che una terra in cui la disabilità non sia più una barriera. Ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria dei 59 kg di para powerlifting e oggi punta a superarsi nel para triathlon. È la storia di Alessandro Laterra. Ce la racconta Veronica Barbarino. Un ragazzo super abile, si definisce così Alessandro Laterra, giovane atleta originario di Santa Croce Camerina che dopo un incidente avvenuto 10 anni fa ha visto nello sport un'uscita d'emergenza per superare certi dolori, limiti e debolezze. Entrato rapidamente in questo mondo ha iniziato a provare di tutto, nuoto, tiro con l'arco, tennis, ping pong, basket in carrozzina, sino ad approdare al para powerlifting, dove ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria dei 59 kg. Lo sport nella mia vita ha avuto un ruolo veramente importante se pensiamo al recupero fisico e al recupero mentale che ho dovuto affrontare dopo il mio incidente. Grazie a esso sono riuscito ad uscire dal mio guscio, mi ha aiutato sin da subito ad uscire di casa e cercare di essere più autonomo possibile. La storia sportiva di Alessandro è testimonianza di determinazione e mira a sensibilizzare all'inclusione e al valore delle differenze. Oggi il suo impegno punta a nuovi traguardi, il para triathlon. Il paratriathlon è uno sport davvero entusiasmante se pensiamo alla determinazione e alla dedizione che bisogna avere durante gli allenamenti. Per realizzare questa mia nuova avventura sto cercando di trovare degli sponsor che mi possano accompagnare in questa nuova avventura. Abbattere i costi non proprio abbordabili per le hand bike, ad esempio, per il materiale tecnico o le trasferte. È quello che serve adesso per realizzare magari domani il sogno di diventare un atleta a fiamme oro.
Beh, speriamo davvero che gli sponsor Alessandro Laterra li trovi e al più presto. Ad Agrigento una donna è stata arrestata dai poliziotti della squadra mobile con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti dell'anziano di cui doveva prendersi cura come badante. I poliziotti, grazie a intercettazioni audio e video nell'abitazione della vittima, hanno verificato che la badante strattonava con forza l'uomo, lo graffiava, gli sferrava pugni e schiaffi in testa e al volto. L'indagine è partita dopo la denuncia dei familiari che avevano notato vistosi lividi sul corpo dell'anziano. Catania chiusa al traffico un tratto della circonvallazione. I lavori si rendono necessari per l'allaccio del collettore fognario all'altezza delle nuove stazioni della metropolitana Fontana e Montepo. Ripercussioni e alternative alla viabilità nel servizio di Tonino De Mana. Ore 9 in punto. La ruspa si muove e posiziona i blocchi di cemento sulla corsia nord di via Felice Fontana. Bastano pochi minuti ed un tratto della circonvallazione di Catania è chiuso al traffico. Il provvedimento su richiesta della FCS è reso necessario per lavorare all'allaccio del collettore fognario all'altezza della stazione Montepo in funzione delle imminenti aperture delle fermate metro Fontana e Montepo. Vigili urbani in azione a ridosso della rotatoria per convogliare il traffico sulla complanare di via Mezzocampo con inevitabili rallentamenti in direzione Mister Bianco. La riapertura al transito è prevista per le 18 di venerdì. Dopo la pausa per il weekend, lunedì 17 giugno, a partire dalle 7, inizieranno invece gli scavi sulla carreggiata sud di via Felice Fontana. In questo caso la viabilità sarà garantita su una sola corsia alternata direzione di marcia Mister Bianco Catania. Per l'intera durata dei lavori sarà presente un presidio della Polizia Municipale che regolerà i flussi di traffico in modo da alleviare i disagi, favorendo la viabilità alternativa San Giorgio, tangenziale, uscita asse dei servizi ed asse attrezzato. Sempre sulla circonvallazione, in mattinata, altri lavori hanno causato rallentamenti sul viale Andrea Doria all'altezza del cavalcavia di via Passo Gravina. Ricordiamo infine che da lunedì sono in funzione i nuovi semafori TX Speed. Sempre a Catania scatterà domenica 16 il piano di pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia e delle zone circostanti il Castello Orsino. Come anticipato all'appuntamento con il sindaco su Telecolor, l'alta ai veicoli prenderà avvio con la contestuale disponibilità di nuovi parcheggi, circa 400 posti auto, nelle zone adiacenti. Inoltre la MTS garantirà nelle ore serali un bus navezza per collegare il parcheggio R1 di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini, che dispone di 79 stalli, con piazza Federico di Svevia. Stop ai parcheggi sul lungomare di Ortigia è l'obiettivo cui punta l'amministrazione di Siracusa, che entro fine mese vuole avviare questa mini rivoluzione, ma i residenti non sembrano favorevoli. Francesco Aloi. Il lungomare di Ortigia senza auto, sogno o realtà? L'amministrazione comunale punta alla seconda ipotesi, rimodulare i parcheggi nell'isola eliminando quelli che costeggiano il mare, l'obiettivo. Il periplo di Ortigia senza auto, lato mare, è una meraviglia sicuramente, un qualcosa che è un sogno per tutti e credo per gli ortigiani, per Siracusa tutte, per l'amministrazione e per chiunque viene a visitare Ortigia. Si tratta di un cambiamento drastico ma importante. Naturalmente indispensabile sarà il trasporto pubblico. Questo piazzale sarà riservato alla sosta dei residenti del centro storico. Si va incontro alle loro esigenze. Così, però, chi viene per una passeggiata avrà più difficoltà a trovare posto. Ma chi abita nell'isolotto non sembra favorevole a questa rivoluzione. Ritengo che certamente deve avere le sue risposte dal punto di vista dei servizi. Quindi se io sposto macchine o sottolgo macchine al centro storico, non c'è dubbio che devo dare la possibilità di muoversi all'interno. Per il comitato dei residenti, oltre alle auto, il comune dovrebbe regolamentare qualcos'altro. Bisogna rivedere la ZTL e quindi il numero dei passi rilasciati. Vi sono numeri di passi che sono esorbitanti rispetto agli effettivi fruitori. Spesso sono fate pass rilasciati per cortesie, per amicizie. Ortigia è bella, ma per molti è diventata un villaggio turistico, non adatto ai residenti.
Sorgerà a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, un nuovo cimitero islamico in Sicilia. Vi troveranno a posto le salme dei migranti morti nelle traversate verso la nostra regione. Davide Sardo. Integrazione e inclusione contro divisioni e discriminazioni sono testimoniate anche da un cimitero islamico. E così è a Palma di Montechiaro, il paese del Gattopardo, in provincia di Agrigento. Il comune si è sempre reso generosamente disponibile ad accogliere le salme dei migranti morti durante le traversate del canale di Sicilia. E adesso, condividendo un apposito appello del prefetto Filippo Romano, il sindaco Stefano Castellino ha deciso che un'area del cimitero comunale sarà riservata alle sepolture di quanti non sono cattolici e che finora, su richiesta dei familiari, sono stati traslati al cimitero islamico di Messina. Dovrebbe essere pronto, mi dice il sindaco, per fine giugno. Se anche fosse pronto per l'estate saremmo comunque contenti, perché si tratterebbe di di un posto fra l'altro concentrato, in cui è possibile, per chi dovesse un domani cercare i propri cari, andarli a cercare con sicurezza. È un cimitero dove possiamo seppellire le persone che arrivano, le persone che vivono qua di fede islamica. Speriamo che nel futuro ci saranno anche altri cimiteri, visto l'esigenza della comunità. Il cimitero islamico avrà un accesso indipendente, non toglierà spazio né ai loculi né alle cappelle gentilizie dei palmesi. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, le ultime sul Catania a un passo da Toscano, in bilico il futuro di molti giocatori. State con noi, vi aspettiamo. Siamo al calcio, il Catania a un passo da Mimmo Toscano, il tecnico attende la buonuscita del Cesena per poi legarsi al club di Pelligra. In bilico il futuro di molti giocatori, Castellini verso la riconferma. Tonino De Mena. Attende solo la buonuscita dal Cesena, che ha portato in Serie B. Poi Mimmo Toscano firmerà la risoluzione del contratto per legarsi al Catania di Ross Pelligra. Per lui un possibile accordo biennale da 130.000 euro a stagione. A meno di clamorosi colpi di scena manca solo l'ufficialità, con Grella e Faggiano che aspettano il via libera per portare in Sicilia uno degli allenatori più ambiti della categoria, capace di vincere 5 campionati di Serie C. È ormai questione di giorni, se non di ore, per arrivare a Toscano, che porterebbe con sé alcuni uomini del suo staff, come il vice allenatore Michele Napoli ed il preparatore dei portieri Fulvio Flavoni. Contestualmente si dovrà decidere il futuro di Zeoli. Sarà ancora alle falde dell'Etna, magari con un altro incarico, oppure altrove, si vedrà. Definiti tecnico e DS, il Catania potrà concentrarsi sul calciomercato. A poco più di un mese dal ritiro in Umbria sarà necessario costruire la squadra che dovrà dare l'assalto alla Serie B. L'obiettivo di Faggiano è di avere il 60-70% dell'organico già ad Assisi per il precampionato. Non sarà rivoluzione, ma quasi, con almeno una dozzina di giocatori con le valigie in mano. Incerta anche la permanenza dei vari Chiricò, Rapisarda, Chiarella, Sturaro e Teio. Per fine prestito tornano alla base De Luca, Bocic, Popovic, Zanellato e Latinetti. Per loro e per gli altri deciderà il nuovo tecnico, che difficilmente invece si priverà di una pedina giovane e di prospetto come Alessio Castellini. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è come al solito per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.